Buongiorno e ben trovati con l'informazione flash di New Sicilia. Beni per 1,4 milioni di euro e 7 società del settore dei servizi forniti da commercialisti, del trasporto marittimo di passeggeri, della locazione immobiliare di beni propri e dei supermercati sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania insieme a 2 immobili ad un commercialista, Massimiliano Longo, indagato per appropriazione indebita aggravata ed autoriciclaggio. Secondo quanto accertato, l'uomo, in qualità di socio e rappresentante legale dell'Associazione di Professionisti Floresta Longo e associati con sede a Catania, avendo piena disponibilità dei conti correnti, avrebbe effettuato in 3 anni diversi bonifici a proprio favore per importi sensibilmente superiori alla quota di partecipazione agli utili pattuita fra i soci, appropriandosi indebitamente di oltre 1.400.000 euro. Restiamo a Catania, dove il Questore ha disposto la sospensione delle attività di 2 noti esercizi pubblici cittadini. In particolare, nel primo caso, il Questore ha sospeso per 7 giorni le autorizzazioni per la gestione di un noto locale sito nella zona portuale di Catania a seguito dell'intervento delle volanti richiesto nel pomeriggio dello scorso 9 ottobre dal titolare del locale, il quale aveva rinvenuto dei bossoli di arma da fuoco davanti all'ingresso. Stesso provvedimento per un noto stabilimento balneare del litorale della Playa, la cui attività è stata sospesa per 5 giorni. Veniamo adesso al maltempo. 16 turisti del nord Italia sono stati salvati dai vigili del fuoco di Agrigento perché rimasti intrappolati a Punta Bianca, dove erano andati ieri pomeriggio per un'escursione in sella a bici elettriche. L'intervento di soccorso è durato circa 5 ore e sono intervenuti anche mezzi cingolati e 4x4 per recuperare sia le persone che le bici. A causa della forte pioggia, il gruppo di escursionisti dai 60 ai 70 anni non poteva infatti procedere oltre né recuperare la strada principale. Chiudiamo con il caro prezzi, perché riscaldare le abitazioni quest'anno sarà molto più costoso rispetto allo scorso inverno, ma l'allarme non riguarda solo il gas e coinvolge ora anche altri tipi di combustibile. Lo denuncia il Codacons, che segnala i rincari abnormi per il pellet utilizzato per le stufe presenti in 1 milione di case italiane. Sempre più famiglie hanno scelto di sostituire o integrare i tradizionali impianti di riscaldamento a GPL o metano con le stufe, spiega il Codacons. Il pellet risulta uno dei combustibili più utilizzati per le stufe domestiche, ma il suo prezzo negli ultimi mesi ha subito una costante crescita. Un sacchetto da 15 kg costava in media lo scorso anno 4,35 euro, mentre oggi è venduto a circa 12, con un aumento del 175%. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.